Luigi Di Pino è venuto oggi a trovarci raccontandoci a modo suo le feste natalizie e lo inviteremo altre volte, tornerà qui a raccontarci questa storia straordinaria che è la storia di Luigi Di Pino. Allora, Mago, come andiamo? Qua c'è un profumo, Mago, qua Tony sta facendo... Tony, alza un po', Tony, vediamo, guarda, questa è la... Mago, è la glassa questa qui. Hai visto? Però che mi buono. fa glasso, la glassa fa glasso. Facciamo un giochetto. Allora, signor presentatore, io un pochettino... Signor presentatore. presentatore. Hai fatto l'edizione. Signor presentatore. Ecco, bravo, imposta la voce, signor presentatore, con la O chiusa. Signor presentatore. Chiudila di più. Signor presentatore. Va bene, ok, signor presentatore. Io ci ho pensato e ripensato perché io, mi riguarda alle 11, sì. L'indomani mattina. Bravo, ecco. E mi guardavo con i vari sindaci che cominciavano a dire Mago, tu dovresti fare comparire soldi, Mago dovresti fare guarda, due sindaci su due ti hanno chiesto di far comparire soldi. E io, cari sindaci di tutto il mondo, ci sto pensando a fare questa cosa. Ti trovano un posto sicuro, Vediamo, io sto cominciando però con poco per poi arrivare con i soldoni. Allora, guardi, signor presentatore, oggi lavoro con due pezzi da 5 centesimi. Vieni qua, Nicotra, vieni qua. Sì, vabbè. Allora, io farò un gioco dove toccherò il meno possibile queste due monetine. Sì? Mi potete dare un bicchierino, per favore? Anzi, faccia una cosa, metta lei queste monetine in questo bicchiere. 1 e 2. Sono due da 5 centesimi. Allora, meno toccarli. Sì. Allora, guardi. Cari sindaci, se riesce questo, divento famoso in tutto il mondo. Apra la mano. Io non ho toccato i soldi. Faccia vedere un attimino. Miracolo! Miracolo! Un applauso al nostro Mago! Mago, ma come va a fare? Cominciamo con 5 centesimi. Ma farlo con i 10 euro, con i 20 euro. Prossime puntate sto studiando con i 5 e 10 euro, quindi attendiamo il continuo per i sindaci. Intanto io la ringrazio, così mi sono fatto la serata. Venga qui, sa che ci sono ora? Ora ci sono Adri e Ricky. I miei amici. Sì, i nostri amici Adri e Ricky.